E ringraziarvi, cara Presidente, cari colleghi, non c'è mica da essere più lungo, l'essenziale è stato detto da Petranto e dall'altri. Semplicemente è stata detta di noi che sul rapporto ci interrogeggia la relazione che è data a Corsica con la sua storia e un rapporto che detani i corsi con la sua memoria collettiva. E in questo quadro il Presidente l'ha detta di noi. La collettività di Corsica, intanto che istituzione in carica degli interessi materiali e morali del popolo corso, è stata all'origine di un'epoca di cicli di conferenze memoriali nella sua storia. Qualche anno fa, Katia diceva un ciclo di conferenze i 200 anni di morte di Napoleone Bonaparte. 2 anni fa, l'anno scorso, un ciclo di conferenze, cara Presidente, per cui per i 40 anni di un statuto particolare e di Assemblea di Corsica. E poi, sul rapporto e sul dibattito che noi abbiamo qui di equalità, interviene di noi un anno dopo la commemorazione di 80 anni della liberazione da Corsica, 10 giorni al di là del Mediterraneo, dopo la panteonizzazione di Missak Manouchian o Manouchian, secondo. E Nanzu, e qui che già insista, Nanzu è un ciclo memoriale, commemorativo importante per la Corsica. Un po' di esempi, parliamo di 300 anni della nascita di Pasquale Paoli 2025, abbiamo parlato giusto un anno su caro consigliere esecutivo Antonio Luciani dell'acquisto del convento d'Orezza e l'anno che viene saranno 290 anni di consulta d'Orezza, da 11 anni 300 anni, ma qui subito di giugno che viene, 2024, si tratterà di noi, di memoria degli impiccati di Niolo. Potremmo parlare di noi più vicino a noi nel tempo, di memoria e nel contesto attuale di discorsati in Stato, e può darsi lo Statuto d'autonomia domani, di memoria di 50 anni dall'Eria, l'anno che viene. E per noi c'è l'aspetto di sicuro patrimoniale, ne abbiamo parlato stamani, c'è l'aspetto storico con una dimensione scientifica, c'è l'aspetto culturale, economico, con regioni, territori, paesi, paesoli, piedi da valorizzare a livello economico, con turismo culturale di noi, ma l'aspetto di memoria e di storia è importante. Mica solo ciò che può essere visto come una memoria nazionalista o nazionali, ma come una memoria popolare, collettiva, comune, a memoria di Corsica. Soprattutto in una società che noi conosciamo oggi, in cui poche di difficoltà, potremmo parlare di demografia, di lingua, di identità, di equilibrio sociale, di coesione. E spesso è stato fatto rimproveri ai nazionalisti e anche alle maggiorità territoriali successive, tipo quasi 10 anni avanti, di utilizzare troppi simboli, ma l'utilizzazione di questi simboli di noi può darsi un risultato di una negazione della nostra storia. Giuseppani parlava di ciò che noi siamo, di dove noi siamo. E noi diciamo tranquillamente che sempre la collettività di Corsica e vi accompagneremo, cari consiglieri esecutivi, caro Presidente, a livello di questi banchi di Assemblea di Corsica, fa proprio insieme, deve rispondere ai sfide, ai bisogni di tramandare, di educazione, da costruire a Corsica d'oggi e di domani, in un villo della nostra storia, che non è mica solo la storia di Corsica, ma che è di noi e cioè di là, la storia di Corsica, del Mediterraneo, dell'Europa. Spesso si parla di guerra di memorie, forza di noi, ci può essere un concilio, un rinconcilio di memoria, è importantissimo per la coesione e la vena della società corsa e di nostro paese.